Solidarietà.it. Siamo qui al Teatro Nadur di Cicciano per la terza edizione dell'Amore Conta, una serata che unisce lo spettacolo alla solidarietà, perché parte degli introiti andranno all'associazione AIRC. Qui con noi, sempre presente, come ogni anno, Angelo Iannelli. Grazie. Ad eventi del genere non si può mancare. Ma infatti, tu sai che io quando si parla di solidarietà, di sociale, lascio tutto e corro un po' come facevano i discepoli quando seguivano Gesù. È importante perché si sente la chiamata di donare un messaggio importante in una città importante che è appunto Cicciano, per un evento importante dedicato a Vincenzo Napolitano. Io ho parlato un po' anche col padre, un po' come è successo in questo brutto episodio che è volato in cielo. Comunque c'è bisogno di donare amore, c'è bisogno che uniamo le forze come una catena umana. Stasera porterò Pulcinella, il simbolo della speranza, il simbolo della pace, e sono entusiasta perché il popolo di Cicciano è un popolo entusiasta, quindi è giusto che io dono il mio sorriso e lo faccio con tutto il cuore. Quindi Certo. stasera è una serata importante sia per la città ma soprattutto per la redazione di Street News, sempre diritta alla notizia e sempre presente anche nei miei spettacoli, nelle mie manifestazioni. Io faccio un grosso in bocca al lupo a tutti voi presenti in questa manifestazione, lo faccio anche a me che tra poco inizierò io lo spettacolo. Viva la solidarietà e viva tutti gli artisti che in questo territorio nolano donano il cuore per la solidarietà. Perfetto, dunque facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Un saluto a tutti voi di Street News, la notizia che arriva diritto al cuore, giusto? Arrivederci, ciao. Ciao.